Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Si è sfiorata la tragedia ieri a Pellaro, nel Regino. Fortunato Pennestri, 35 anni, dipendente licenziato da qualche giorno, è entrato nel supermercato dove lavorava armato di pistola calibro 7,65 per uccidere il direttore. L'arma però si inceppa e il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha scongiurato ben più tragiche conseguenze. L'uomo con precedenti di polizia è stato arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di arma clandestina. Arrestato anche un uomo che ha tentato di accoltellare 2 inquilini in seguito ad una accesalite condominiale. È stato arrestato ieri sera per detenzione illegale di armi l'assessore provinciale alla pubblica istruzione di Cosenza e al bilancio al comune di Rende, Pietro Ruffolo, esponente del PD. In casa dell'amministratore i carabinieri di Scalea hanno trovato 2 pistole detenute illegalmente ereditate dal padre. L'assessore è finito gli arresti domiciliari. La perquisizione è stata eseguita nell'ambito dell'inchiesta antiusura denominata Cartesio, che vede implicato Ruffolo come direttore di un istituto di credito di Belvedere Marittimo. Sequestrati 12 videopoker e 70 tagliandi gratta e vinci illegali e contestato una sanzione amministrativa di 48.000 euro. Questo è il risultato di un'operazione delle Fiamme Gialle di Scalea, che hanno effettuato un intervento inerente al contrasto agli illeciti in materia di apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo in un bar sala giochi di Scalea, nel Cosentino. Gli apparecchi elettronici erano apparentemente leciti, diventavano videopoker tramite il cambio di videata azionata con un'apposita chiavetta. Ad una decina di giorni dall'insediamento del Consiglio regionale previsto per il prossimo 3 maggio, sono già 2 i consiglieri finiti nel mirino di atti intimidatori. Ad aprire la sequenza Giuseppe Giordano dell'IDV di Reggio Calabria, a cui sono stati tagliati e trafugati gli striscioni appesi al balcone della segreteria politica. È toccato poi a Nazareno Salerno del PDL a Serra San Bruno, a cui sono stati danneggiati 2 furgoni in un cantiere di sua proprietà. Segnali non certo incoraggianti per l'avvio di questa nuova stagione dell'assise regionale. Tutti i voli portano a Roma, ma a causa nube dall'Islanda, più in là proprio no. E questa in sintesi la situazione che si vive nell'aeroporto di Lamezia Terme, dove questa mattina sono stati cancellati i voli Alitalia del 9.25 per Milano, quello EasyJet per Linate e quello Ryanair per Bergamo. Anche in arrivo sono stati cancellati 2 voli, l'Alitalia da Torino e Ryanair da Bergamo. Miglioramenti sono previsti per le prossime ore, meno disagi invece per gli scali di Reggio Calabria e Crotone, dove al momento non sono previste cancellazioni. Protestano davanti alla prefettura i vigili del fuoco di Catanzaro per fronteggiare quello che i sindacati ritengono il periodo più nero che il comando abbia mai dovuto affrontare. Sotto accusa è la gestione del comandante provinciale insediatosi nel luglio 2009, Gaetano Vallefuoco, a cui si imputano, tra le altre cose, una disorganizzazione nei servizi con maggiori rischi a cui gli operatori devono far fronte e inadeguate valutazioni del personale. Altre forme di sciopero sono state annunciate dai vigili se la situazione dovesse permanere. Inizieranno domani o al più tardi giovedì mattina le trivellazioni nella valle del fiume Oliva tra Aiello Calabro e Serra d'Aiello nel Cosentino, dove si sospetta possano essere stati interrati rifiuti radioattivi o tossici. Il procuratore capo di Paola, Bruno Giordano, ha dichiarato che la procura è pronta e così anche l'azienda che dovrà effettuare i sondaggi. Attraverso i carotaggi si potrà finalmente fare luce sulle cause delle strane anomalie radioattive che sono state rilevate nella zona. È stata inaugurata stamattina la centrale elettrica turbogas della società Ergosud in località Santa Domenica Scandale nel Crotonese. Produrrà 814 MW bruciando metano e dispone di 2 turbine da 400 MW. La nascita della centrale era prevista nell'ambito del contratto di programma di Santa Domenica nel 2004 ed è arrivata con un ritardo di un paio d'anni sull'originaria tabella di marcia. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti i vertici della società E.ON. Si è concluso con successo il corso Basic Life Support Defibrillation, tecnica di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo di un monitor defibrillatore automatico, organizzato dal Coordinamento Zonale delle Misericordie di Crotone, diretta da Don Edoardo Scordio, e dalla Conferenza Regionale guidata da Leonardo Sacco. Circa 100 volontari delle Misericordie di Isola, Cutro, Cerenzia, Strongoli, Rocca di Neto e Ciro Marina hanno seguito i corsi di primo soccorso tenuti da 5 medici e 12 infermieri del servizio urgenza medica del 118.
Il derby di Calabria va alla Regina che nel secondo posticipo del 36esimo turno disputato ieri sera al Granillo ha battuto di misura il Crotone per 1-0. A decidere l'incontro la prodezza di Franco Brienza al 62esimo che pesca il Jolly con un bel sinistro a giro. Pari il conto dei legni colpiti, ginestra per i rossoblù e Costa per gli Amaranto, entrambi nella prima frazione. Nella ripresa gli ospiti dopo il gol subito rimangono anche in 10 per l'espulsione nel finale di Viviani. La squadra di Breda raggiunge 46 punti e si toglie dalla zona retrocessione. Quella di Lerda resta ferma a quota 50.